71esima mostra del film di Venezia. 2 film che parlano della questione veneta in 2 giorni. Mai come oggi il Veneto fa notizia ed interessa. Un segnale di risveglio collettivo che si fa sempre più importante. A prescindere dalle valutazioni soggettive sul film, mai come ora le attenzioni sipari si stanno alzando sulla causa veneta. Venerdì abbiamo avuto la fortuna e il pregio, e di questo ringrazio Cavallin Roccolato Guiotto, da assistere alla prima del film Il Leone di Vetro. Lo abbiamo trovato soddisfacente ogni attesa, vero e realista. Illustra la storia di una famiglia di vignaioli del tempo con i loro successi, pre-annessione e i problemi che hanno avuto dopo. Un film delicato ma anche brutale in quello che comunica. Un film che denuncia tutto quello che può, misfatti, imbrogli e disagi portati dal colonizzatore italico. La storia avvincente e delicata della famiglia Biasin viene raccontata facendo luce al tempo stesso su molte falsità storiche, portando un corretto lume sulla faccenda Veneti e plebiscito truffa, Veneti e ricchezza pre-Italia, povertà post-annessione, e facendo l'occhiolino alla faccenda brigantaggio, che lo renderà interessante anche per molti altri popoli italici. Certamente non aspettiamoci un film d'azione, ma un film dedicato a chi affronta il cinema osservando dettagli ed entrando nei panni dei protagonisti. Sicuramente un film che piacerà e farà avvicinare alla verità molte persone, soprattutto quelle attente a quello che sta succedendo nella nostra società. Un 10 pieno al film Il Leone di Vetro. Nel frattempo, in questi ultimi tempi abbiamo supportato un altro progetto, ancora in fase embrionale, ma che potrebbe avere un grandissimo risalto su tutti gli scenari possibili. Un film sui Serenissimi del 97 intitolato I Have a Dream. Ieri, sabato 30 agosto, è stato proiettato sempre alla Mostra del Cinema il trailer di questo film. Coinvolti e interessati in prima persona alla promozione, unitamente al fatto che possono essere alzati importanti riflettori sui fatti del 97, abbiamo partecipato all'organizzazione di un raduno spontaneo in occasione dell'evento. Abbiamo organizzato l'arrivo di un nutrito gruppo al Lido, assieme al regista su 5 motoscafi presi per l'occasione, mentre un altro grossissimo gruppo ci attendeva direttamente all'approdo dell'Hotel Excelsior. Siamo entusiasticamente partiti in una 70 a bordo dei taxi, muniti di maglietta arancione stampata per l'occasione, e dopo aver fatto orgogliosamente sventolare le nostre bandiere per la laguna di San Marco, l'ultima volta che lo abbiamo fatto era in occasione della festa del Redentore, ci siamo diretti verso il porticciolo dell'Hotel Excelsior, ma con estremo disappunto abbiamo trovato la polizia a sbarrarci la strada. Ma come? Che problema potrebbero mai causare questa 70 di pacifiche persone venete? Forse avremmo fatto troppa notizia, avremmo avuto troppo rilievo? Meglio farli arrivare in un altro approdo, più nascosto. Così hanno dirottato i nostri taxi e ci hanno fatto arrivare dal retro. Solo il regista ha avuto il permesso di passare da solo. Arrivati a piedi davanti all'hotel, siamo stati accolti da una folla veneta festante. Circa 300 veneti hanno invaso pacificamente il Lido per questa occasione. Molti restanti a chiederci delucidazioni sulle nostre intenzioni e sul motivo di tale presenza, e senza perdere occasione, tranquillamente abbiamo spiegato tutto. Una parte del gruppo è poi entrata a vedere il promo del film. A dire il vero, pochi minuti non ci fanno capire bene che opera il regista intende produrre, ma confidiamo nel fatto che sia consapevole dell'importanza per tutti noi di avere un film del quale essere orgogliosi e fieri. I veneti cominciano a far notizia, la fiamma è accesa, il coraggio arriverà e molti si sentiranno coinvolti. Solo la verità potrà svegliare le menti. Dobbiamo usare tutti i modi possibili, tutti a supporto della causa veneta, senza se e senza ma. Viva San Marco!